io vorrei dire alcune cose fondamentali. La ragione per cui l'Accademia ha ritenuto necessario, doveroso fare questa riunione è proprio l'abbassamento del tono del dibattito, che è diventato un dibattito casalingo, un dibattito in cui c'è una contrapposizione netta e sembra che si possa risolvere tutto consultando gli abitanti della zona o comunque diciamo, tenendo conto di alcune esigenze che sono sicuramente importanti. Noi abbiamo riproposto il problema nella sua giusta dimensione, un problema europeo, un problema di restauro di un disastro fatto in anni relativamente recenti, è un problema che non può essere risolto senza sapere quale sarà poi l'obiettivo finale. Allo stato attuale c'è stato un concorso per fare un parcheggio, questo parcheggio è stato progettato, poi riprogettato dopo gli scavi. Voi sapete che esiste una legge che nei centri storici e nei luoghi dove si suppone che ci siano antichità da conservare, prima di realizzare un'opera si fa un'accurata indagine archeologica. Questa è stata fatta, francamente mi ha molto sorpreso il fatto che avevano trovato le fondazioni degli edifici cinquecenteschi e le hanno distrutte come se appunto 1000 anni di più siano una ragione per conservare e 1000 anni di meno sia una condizione per distruggere. Ecco, io non credo che tutti siano d'accordo su questa linea, ma comunque è stata seguita questa linea. Dopodiché, avendo scoperto che c'erano delle ruderi importanti di epoca augustea, sarebbe stato logico cambiare destinazione al parcheggio, perché c'era la ragione che la legge Tognoli non prevedeva parcheggi nel centro storico. C'era il fatto appunto che si doveva valorizzare non soltanto quei ruderi, ma anche quelli che sono stati abbattuti, perché quelli che sono stati abbattuti erano un'importante testimonianza su tutta l'isola. Quindi quelli sono fatti sparire tranquillamente e diciamo, sì, è giusto, il mondo culturale non è intervenuto, ma santo Dio benedetto, nessuno ci ha informato che stavano succedendo queste cose. Non è che ognuno tutte le mattine può andare a spiare tutti i cantieri di Roma, sarebbe molto bello farlo, essere dotati dell'ubiquità. Purtroppo non è possibile, bisogna che diciamo, chi ha la responsabilità, cioè gli enti amministrativi, si servano della consulenza degli esperti, chiamandoli continuamente a testimonianza, perché con tutta la buona volontà dovremmo appunto affittare un pullman e girare dalla mattina alla sera per Roma tutti quanti insieme. E non basterebbe, chiaramente, ce ne vorrebbero 5 o 6 di pullman. Detto questo, secondo me anzitutto va sciolto il problema se il progetto è un progetto che rispetta la legge o se, come si dice, è un progetto che non le rispetta, perché il parcheggio dovrebbe essere sotterraneo, mentre in alcuni punti sbuca fuori dal livello stradale di più di 4 metri. Ecco, sembra che questa sia la ragione per cui è stata sospesa l'approvazione, ma poi si sa, spintarella di qua, spintarella di là, potrebbe essere approvato. A questo punto, certo, rimarrebbe il problema di che cosa si fa sopra, con delle condizioni però molto particolari, che sono quelle dell'esistenza di un manufatto che a tutto risponde meno che alla logica della conservazione dei valori storici della città. È vero che Via Giulia è un'utopia, la meravigliosa concione che ci ha fatto Strinati è quanto mai importante, costituisce un contributo importante per chiarire il senso di Via Giulia, però dobbiamo dire questo, che non sempre gli architetti realizzano delle opere. A Bramante è capitato 2 volte di fare delle cose
definite fino in fondo. Poi gli è capitato anche di aver innescato un processo che è continuato per 3 secoli e questo è molto, molto più importante del tempietto di San Pietro. La chiesa e la basilica di San Pietro, Bramante, non c'è nulla di Bramante, forse qualche cosa grattando degli intonaci, eppure è Bramante, sappiamo tutti. Ciò che Bramante ha fatto a San Pietro è stato quello di iniziare un processo. La stessa cosa che ha fatto a Via Giulia. A Via Giulia ha iniziato un processo che poi altri hanno continuato. Noi vogliamo difendere non Bramante, l'idea di Bramante e insieme tutto ciò che è avvenuto dopo. Quindi, diciamo, Antonio da Sangallo, Michelangelo, Giacomo del Duca, Borromini, tutto quello che si allinea lungo queste 2 quinte della strada che sono state barbaramente interrotte, creando una vera e propria ferita. Ecco quindi perché secondo me è fondamentale che l'amministrazione in questo momento si chieda: è legittimo, rispetta le regole, costruire un parcheggio in quel luogo oppure è necessario proprio riproporre il problema dall'inizio? E quindi la cosa più logica è bandire un concorso internazionale. Questo è un problema di dimensioni europee. Io sono sicuro che parteciperebbero migliaia di architetti. Sono sicuro che parteciperebbero migliaia di architetti, anche se il premio fosse un premio relativamente basso. Altra cosa colpevolissima, non aver cercato di avere accesso ai fondi europei per risolvere un problema tra i più gravi tra i problemi dell'urbanistica italiana. I fondi europei sono a disposizione proprio per quello. La dimensione di questa cosa avrebbe sicuramente enormemente favorito e avremmo avuto l'appoggio dei grandi studiosi stranieri. Abbiamo qui Frommel, che è uno studioso dell'architettura del Cinquecento, che fa onore al suo paese, che è la Germania, ma diciamo quanti studiosi stranieri sarebbero pronti a dare il loro contributo a una cosa del genere? Dalla Francia, dall'Inghilterra. È un argomento questo veramente che noi non possediamo. Si dice che l'Italia è il paese che ha più beni culturali, è una sciocchezza grossa come una casa, ma certamente ne abbiamo una buona concentrazione, ma abbiamo dei beni culturali che interessano stranamente tutti i cittadini europei, non soltanto noi, anzi forse interessano più molte persone che vivono fuori di Roma che non i romani, che ormai sembra che non reagiscano più a nessuna provocazione. Ecco, quindi secondo me questo convegno dovrebbe chiudersi con una dichiarazione che ponga l'amministrazione di fronte alle sue responsabilità. Stranamente il progetto proposto dalla ditta costruttrice del parcheggio e che prevedeva 40.000 metri cubi gettati lì dentro fu approvato dalla sovrintendenza. Fu approvato dalla sovrintendenza con una fretta incredibile, perché francamente diciamo, uno che cosa ci si aspetterebbe di fronte a un caso di questo genere? Che si sottoponesse per esempio al Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Non è mai passato al Consiglio Superiore questo progetto, quindi evidentemente c'è una lunga manus di qualcuno che può disporre di forze sotterranee che noi non conosciamo, però noi abbiamo il dovere di fermarle, quindi diciamogli almeno le cose come stanno, verificate che sia legittimo, perché altrimenti ci saranno ricorsi da tutte le parti e questi ricorsi probabilmente vinceranno. Poi ci si lamenterà che questi tribunali amministrativi ostacolano i lavori, però quando si va contro la legge è evidente che si corrono dei rischi. Ecco, quindi questo volevo dire, si può sottilizzare su come è meglio fare, abbiamo avuto delle indicazioni affascinanti, contraddittorie tra loro, benissimo, io credo che la cosa migliore sarebbe che le persone che sostengono idee diverse partecipassero insieme a una commissione che deve scegliere dei progetti. Il precedente è una specie di concorso, consultazione informale in cui prima sono stati chiamati 3 architetti romani, vedo che c'è qui anche Rebecchini che aveva partecipato gratuitamente, poi sono stati chiamati degli architetti stranieri pagati.
Poi si è fatta una specie di burletta, perché il giudizio è stato un giudizio affidato al grande pubblico, in una mostra in cui ciascuno ha votato, chi c'era c'era e chi non c'era non c'era, e questo è stato assegnato la vittoria del concorso a un progetto che ovviamente era quello che interpretava lo scontento dei cittadini nei confronti di tutto ciò che si fa costruendo, perché ormai l'architettura è considerata una colata di cemento e direi che anche noi siamo responsabili un po' di questo, ma soprattutto secondo me sono responsabili le amministrazioni che hanno consentito che queste colate di cemento venissero buttate dappertutto, insomma, interrompendo molto spesso la vita della città. Quindi secondo me Via Giulia va difesa non come opera d'arte di Bramante, ma come processo storico innescato da Bramante e da Giulio II, che si è arricchito durante questi secoli e poi ha raggiunto una sua compiutezza come un'opera d'arte. Oggi si teorizza sul fatto della città come opera d'arte. Sicuramente una strada può essere un'opera d'arte, sia che sia come Rue de Rivoli, che è tutta disegnata dagli stessi architetti, sia nel caso di Via Giulia, in cui invece abbiamo una galleria di architetti che in un certo senso si oppongono l'uno all'altro, però secondo una straordinaria armonia, che è quella del ritmo. Ecco, per questo io sottoscrivo quello che ha detto Frommel. La cosa più importante di Via Giulia è il ritmo. Comunque, questo è quello che volevo dire. Secondo me potremmo buttare giù un documento firmato dai presenti che appunto ammetta le autorità di fronte alla loro responsabilità. Quindi senza voler sostituirsi ai giudici o a quelli che possono decidere per conoscenza dei fatti. Noi siamo venuti a conoscenza di alcuni fatti che ci lasciano molto perplessi e chiediamo che tutte queste questioni vengano chiarite e che venga coinvolta la comunità scientifica, perché è assurdo che un problema di queste dimensioni venga trattato come un problema che riguarda soltanto gli abitanti del luogo.